Niente raccolta dei rifiuti questa mattina a Favara. I netturbini hanno incrociato le braccia con uno sciopero che il sindaco Antonio Palumbo non ha esitato a definire come astensione arbitraria, in quanto non è stata data alcuna comunicazione preventiva nel rispetto delle leggi che regolano lo sciopero e sembra non ci sia alcun coinvolgimento sindacale. Gli operatori ecologici dipendenti dal raggruppamento di imprese che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti solidi a Favara si sono astenuti dal lavoro per sollecitare il pagamento di spettanze arretrate. Gli addetti parlano di 2 mensilità delle 4 fatture che l'amministrazione comunale del sindaco Antonio Palumbo dice di avere ereditato dalla precedente amministrazione. Fatture, evidenzia il sindaco, che abbiamo pagato con grandi sacrifici nonostante ancora non sia incassato un centesimo dalla Tari 2023, in quanto dopo le vicende di modifica del regolamento e la vicenda relativa alla bocciatura e lo slittamento della rimodulazione Tari, i tempi si sono allungati. Rispetto ai motivi della protesta, ma non li posso in alcun modo condividere, ha dichiarato Antonio Palumbo. Questa amministrazione comunale, fin dal suo insediamento, come i lavoratori sanno, si è fatta carico di rispettare gli impegni e di recuperare anche in parte l'arretrato lasciato dalla precedente amministrazione. Uno sciopero così che non ne meritiamo noi e soprattutto non merita la città, ha aggiunto l'assessore al ramo Lillo Attardo, in considerazione dello slittamento delle attività di bollettazione che non sono ancora partite per le vicende che tutti conoscono. In considerazione che lo sciopero è considerato appunto arbitrario, non programmato e non si può stabilire la durata, anche perché sembra che i nettubini non vogliono tornare al lavoro se non prima riceveranno rassicurazione sul pagamento, che l'amministrazione comunale a queste condizioni non può dare, il sindaco Antonio Palumbo chiede ai cittadini di Favara, in segno di collaborazione e di amore verso la città, di non conferire i rifiuti nelle more che si possa definire la situazione e si comprendano le dimensioni della protesta. Del fatto è stato informato il prefetto di Agrigento Filippo Romano.